Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Anna Franchino, Anna, mi senti? Sì, direttore, vi sento benissimo. Allora, lo stadio com'è? Pieno? Sì, pienissimo, insomma, è già la parte della tribuna A e della curva sud sono super piene. E poi c'è la tribuna B che piano piano si sta riempendo. E a quanto ci sono arrivate notizie, appena si riempirà anche la tribuna B, sono già pronti per aprire anche la curva nord. Ma perché c'è ancora gente che arriva? Che sta arrivando? Sì, direttore, sulla strada c'è un traffico incredibile, noi ci abbiamo messo tantissimo per arrivare allo stadio e siamo in attesa dell'arrivo del pullman. Allora il pullman in questo momento, Anna, in questo momento il pullman è in via Popilia. Perfetto, io sono qui proprio nello spiazzale che sto aspettando il nostro operatore e poi vi farò sentire la viva voce dei protagonisti. Bene Anna, preparati. Allora, torniamo a bene, noi, via Popilia non poteva essere, come dire... No, assolutamente. Non si poteva tradire. Non si poteva. Stai parlando di una delle parti fondamentali della città, dove vivono migliaia e migliaia di persone, dove c'è un sentire molto forte. Guardate via Popilia, guardate via Popilia. Prima dei primi lotti. Lo so, quasi blocco infatti, quasi blocco sicuro. Ma anche qui si bloccherà per un po'. Sì. Arcangelo, ma questa partecipazione popolare così spontanea, così immediata, così... Io non me la ricordo una cosa così, guarda. Recuperate per cortesia il campo. Filippo, guarda via Popilia che cos'è. Sì, no, non te la ricordi perché le altre promozioni, parliamoci chiaro, erano più o meno annunciate ed erano state, voglio dire, preparato il terreno. Preparate. Questa è arrivata nell'ambito di una vittoria ottenuta in un sabato pomeriggio a Siena e in un'altra vittoria conquistata 6 giorni prima in casa con la San Benedettese, quindi tutto è avvenuto, c'è la sorpresa e il miracolo, è ovvio che ha scatenato la reazione, perché tu hai avuto questa cosa una presa all'altra. Dalla partita con la San Benedettese, mi segui, io queste volte non ritorno, non so se voi mi ascoltate. Guarda il tuo idolo Baclé con la coppa, Filippo. Ma Baclé sempre là, si è attaccato con Rubina, vero? Non si muove da là. Non si muove, è tutto così, perché lui ha fatto... Non è magari così. Però è il calciatore che è entrato... alla partita Pordenone-Cosenza, quella incredibile partita. Lo sai che il Pordenone ha fatto un telegramma oggi al Cosenza Calcio, fra le altre? Sì. Proprio il Pordenone, che l'anno scorso ci aveva eliminato. E quanti telegrammi sono arrivati? No, non è possibile dire. Telefonate, messaggi, sms, lettere, parlo di centinaia e centinaia. Questo non avviene solitamente così, non avviene solitamente così. Avviene perché c'è stata ovviamente questa sorpresa di cui stiamo parlando noi, via Popilia c'è, vedi, via Popilia c'è, che quello è uno scrittore che compare sempre allo stadio. Ma tutti i quartieri hanno dato il loro contributo, tutti i quartieri della città. Non va manco tanto caldo, grazie a Dio, quindi insomma si può stare. Come? Non va manco tanto caldo, dico. No. Il direttore sportivo, che mi dice il direttore sportivo? C'è, Trighiero si è pigliato belle soddisfazioni. Eccolo qua. Eccolo qua, si è pigliato belle soddisfazioni. Qualcuno mi ha detto, in riferimento a una cosa che ho detto in trasmissione l'altro giorno, ha detto ma tu non devi chiedere scusa. Io non ho chiesto scusa, io ho detto che a un certo punto della stagione ho sostenuto pubblicamente che alcuni acquisti non li capivo, dopodiché ho ammesso che aveva ragione lui,
perché se tu non ragioni sulla base dei fatti e di quello che avviene e nessuno cambia mai idea, solo i cretini non cambiano No, idea. è chiaro, Aveva ragione solo- Trinchera, e torto io. Solo i cretini, sono d'accordo. Aveva ragione Trinchera, e torto io, perché Trinchera a gennaio questa squadra l'ha ribaltata. L'ha ribaltata. Questo ha fatto. E quanti meriti attribuisci al direttore sportivo? Molti, perché poi oltre a questo di cui stiamo parlando vorrei rendere noto a tutti i telespettatori che lui è perennemente presente, giorno per giorno, dentro lo spogliatoio, nel rapporto con i calciatori, nel rapporto su Braglia e Ciusti, cioè è stato un elemento fondamentale, perché là si è cucito un'unione tra Braglia, Ciusti, Trinchera, tutto il reparto dei preparatori, Kevin, cioè, ribadisco cose che magari abbiamo già detto, ma ormai su ore che stiamo parlando e quindi è inevitabile che qualche cosa la ripetiamo. Lui è stato fondamentale per questo, perché lui è stato sempre presente e non era una... Se tu hai conosciuto bene anche Braglia, no? Braglia è un toscanaccio terribile, uno di quelli che ha passato nel mondo del calcio. Braglia ha 62 anni e nel mondo del calcio non so da quando, ne ha visto di tutti i colori e quest'anno lui aveva anche una cosa in più, perché l'anno scorso lui a 3 giornate dal termine, quando allenava l'Alessandro, è stato mandato via e lui sta cosa l'ha mal digerita, per cui Cosenza è stata per lui una grande occasione di riscatto, una grandissima occasione di riscatto, e sul campo ha dimostrato quello che vale, cioè un allenatore che in questa categoria sicuramente fa la differenza. Ma lui l'ho Sa visto... tenere unito il gruppo, lo sa motivare, lo sa gestire, lo sa ruotare, a un certo punto ha trovato la quadratura del cerchio e non l'ha mutata mai più, perché quando ha trovato la quadratura del cerchio con questo 3-5-2 che poi era un 3-4-3-3, a 3-4-1-2, ma insomma le tattiche in questo non lasciano il tempo che trovano, poi non l'ha cambiato più, l'ha cambiato quando si fortunava qualcuno veniva squalificato, altrimenti ha mantenuto immutato questo. Se voi ci fate caso, anche le sostituzioni che ha fatto, non so se per Scaramanzì o per altri, erano sempre le stesse. Baclè, Calamai e Loviso, Baclè e Calamai. Sempre questo ha fatto. Ieri ha fatto pretattica con Okereke, no? Okereke, per dire la verità, un piccolo infortunio l'aveva avuto, non era tanto una pretattica, questo non è uscita fuori, ma ora la possiamo dire. Un piccolo infortunio l'aveva subito Okereke, però poi l'hanno rimesso in piedi nel giro di 2 giorni e insomma ha fatto la parte sua fino in fondo. Tiene conto che lui non aveva manco Perez al 100% perché lui aveva un infortunio che si trascinava da alcune settimane. Baclè era l'uomo, diciamo, che si poteva mutare la partita, cosa che ha fatto nell'ultima mezz'ora, perché fuori sempre nel tesa l'ha cambiata lui la partita, e soprattutto poi aveva degli elementi che hanno anche giocato poco per tanti motivi, che invece si dimostrato l'anima della squadra. Ne faccio solo 2, Pascal e Loviso erano come se non fossero il terzo o quarto allenatore, cioè la motivazione dentro lo spogliatoio, fuori lo spogliatoio, alcune immagini l'hanno anche dimostrato di quello che hanno fatto. Testimone è una forza del gruppo, non è che è venuta fuori ieri sera, è una forza del gruppo che viene fuori da un lungo lavoro. E questi due sono stati, che sono poi insomma gli elementi anche più anziani dal punto di vista anagrafico, Loviso e Pascal hanno contribuito moltissimo. Sì, ma poi a un certo punto... ancora più potibile, voglio trasmettere questo. Filippo, però ieri in intervista a Caldo a fine partita a un certo punto ha detto hanno fatto tutti i ragazzi, io non ho fatto nulla, ho solo messo a posto alcune cose, li ho messi nelle posizioni giuste per dare il meglio, e ha detto, poi lei alla domanda del collega dice ma che farà domani? Lei dice lui ha detto a un certo punto, dice, ma ad ottobre qualcosa troverò.
al sopra cosa si troverà, perché lui c'è il contratto di un anno e quindi per questo l'ha detto, ma è evidente che da qui ai prossimi giorni, ore si parleranno su Guarascio, secondo me resta sicuramente. Anche perché tra un po' dovrebbe cominciare anche la preparazione, no? Il primo luglio, 2 luglio. Tra 15 giorni comincia il ritiro a San Giovanni in Fiore, quindi non è che ci passa molto tempo. E nel contempo bisognerà fare la campagna di rafforzamento, guardare tutte queste cose che si vedrà a Trinchera, i giocatori che sono in prestito, bisognerà vedere come rinnovare i prestiti, alcuni ritorneranno da prestiti in giro, capire come muoversi per il rafforzamento della squadra, perché la Serie B è un conto e la C è un altro conto, quindi tutto andrà fatto nel più breve tempo possibile e si farà nel più breve tempo possibile. Guarda Filippo, ancora gente per strada, ancora siamo a Via Popino. Siamo ancora a Via Popino, appunto questo è il Adesso però dovrebbe un po' anche accelerare perché sennò si arriva tardi allo stadio. Giustamente la gente vuole tributare applausi, cori, affetto. Pensa che ci sono agli altri canali sui campionati del mondo di calcio in l'Italia e noi Come? anche questo è stato dico, voglio dire, tutto questo avviene per allargare il nostro orizzonte nel momento in cui sui campionati del mondo di calcio non c'è l'Italia. Non è che in un momento, tutto questo avviene in un momento felice del movimento calcistico italiano, anzi. Però sembra una sceneggiatura scritta, no? Ma non ora, tra l'altro tu quest'anno avevi una possibilità di poter, come dire, provare questo salto. Addirittura abbiamo finito il campionato in una posizione inferiore rispetto a quella dell'anno passato. L'anno passato siamo arrivati quindi quest'anno settimo. Però il calcio l'anno passato quindi e dopodiché siamo stati eliminati dal Pordenone. Quest'anno invece i settimi e siamo in più. Questa è la bellezza del calcio. Sul 4 ancora state in tutti i gironi, pensa a quello che hanno investito Trapani e Catania e poter stare nel girone nostro. Reggiana che è stata costruita per vincere. Ma quanti sono i calciatori di questa squadra di proprietà del Cosenza? Al momento non so rispondere precisamente, quindi preferisco non dare i numeri. Il punto vero anzi sono questo per certo, sono soprattutto i 2 prestiti più importanti, che sono i 2 ragazzi che sono in prestito dal Napoli, che il giocatore sicuramente Tutino è dei giocatori di Serie B, bisognerà vedere se si riuscirà ad avere innanzitutto loro vogliono restare, credo di sì, se non ci sono altre richieste, se le società d'appartenenza, Ago Cherè che è in prestito per capirci, Ago Cherè che è in prestito, però alcuni sul prestito fuori ritorneranno, ma qua c'è ancora un grosso lavoro che dovrà fare Trinchera, un grossissimo lavoro, perché altrimenti non. Certo, adesso bisogna irrobustirla la squadra, perché la Serie B è un'altra cosa. Ma non tu pensi tantissimo, Secondo me non tantissimo no, perché è un'ossatura molto forte, soprattutto nel reparto arretrato, in difesa è un'ossatura forte, correggere la Serie B. Correggere il giocatore, ma che è un giocatore di Serie B sicuramente, Iten è un giocatore di Serie B sicuramente, Camigliano è un giocatore di Serie B ma è in prestito pure Camigliano, quindi bisognerà vedere come si gestiscono poi questi prestiti, i rinnovi e compagnia cantante. Questo è il lavoro grosso che
questi aspetti, certo che va rafforzato, è tutto evidente che va rafforzato. La Serie B, tra l'altro questa Serie B stanno in cui stavo sfogliando in una pausa pubblicitaria le squadre che affronteremo, insomma, niente male. Il Benevento tenterà di risalire, il Palermo tenterà a proposito, ha mandato di saluto alla Di Novalotti pure, che attualmente è il direttore sportivo del Palermo, che ieri sera hanno subito una grossa delusione. Lui mi ha scritto dicendo, insomma, viene semplicemente attenuata dalla promozione dei gruppi. Ma è una Serie B molto molto competitiva. Sì, competitivissima, scherzi, ci sono squadre, poi bisognerà vedere quello che succederà alla compilazione definitiva, perché ci sono situazioni poco chiare, Bari, Foggia, bisogna capire come finiscono queste vicende. Io certo stavo pensando a situazioni non di doppi, di tripli salti di categoria. Il Parma ha fatto un triplo salto di categoria, ma è evidente che là ci troviamo di fronte ad altre realtà, anche realtà economiche, la realtà del Parma, la dirigenza nuova che ha pigliato dopo il fallimento del vecchio Parma su potenze economiche internazionali, non puoi competere con quelle, però ci hanno creduto anche loro, potevano anche non riuscirci e invece sono riusciti. È un altro blocco. Non sarei pessimista. L'importante è in questi campionati sono campionati lunghi, cominciano ad agosto e finiscono a giugno, durano 10 mesi, non bisogna mai abbattersi, situazioni definitive e complicate che ce ne saranno sempre, ma insomma non c'è un momento in cui tu dici guarda, io ho visto in alto, mi trovo in basso e resto in basso, come la Serie B è un campionato Filippo, io ho visto molto strano. Io ho visto Palermo-Frosinone. Palermo e Frosinone per esempio si è trovata a giocarsi la Serie A ieri sera all'ultimo Adesso dovremmo andare spediti verso lo stadio, Filippo, mi senti? Sì, credo di sì, credo. Sì, perché sennò diventa poi l'attesa diventa troppo
Intanto queste sono immagini che arrivano dallo stadio. Ma dove è uscita tutta questa gente? Davvero, dove si trovate? Dov'è? E ormai ci siamo, Sono curioso di vedere l'effetto della squadra che arriva allo stadio, la reazione della gente che sta Lasceremo assiepata. l'audio, se l'audio riusciamo a sentirlo tutto C'è sempre questa staffetta di tifosi in motorino. Insomma, l'Arietta poi non è così calda, Come? L'Arietta non è così calda. No, guarda. È retta settembrina. Come? Dicevi? È una retta settembrina. Ah sì, perché non si aspettava il caldo, forse, invece niente. Lo vedi che non solo io, senti lo slogan la gente. Mi fate vedere per cortesia un attimo lo stadio? Date l'immagine dello stadio, la telecamera che c'è allo stadio? Da dritta adesso incrociamo Viale Magna Grecia e si arriva allo stadio. Certo, doveva arrivare il torpedone con la squadra, doveva arrivare allo stadio alle 20:30, sono le 21:55. Un'ora e mezza di ritardo. Non è normale. Qui sono pronti, Ogni tanto miscelatemi anche lo stadio e il pullman, le nostre due camere, per avere così un quadro complessivo della situazione del momento. Quasi ci siamo, ecco qui, siamo. Guarda le auto parcheggiate già praticamente vicino al... Praticamente è come se ci fosse una partita di domenica Sì, esatto, scorsa. esatto. Domenica scorsa non si poteva parcheggiare a Via Magna Grecia, ma come insomma come la partita vissuta domenica scorsa praticamente. E certo, stiamo parlando. Ah sì, la partita con la San del stesso domenica scorsa. Hanno avvertito che qualcosa sta nello scenario mutando, cioè che sta arrivando la squadra. Ecco, stanno si arrivando. preparano. Però ci vuole l'audio, Monzi. Sì, adesso Io alziamo attivo, ci vuole l'audio. Alziamo l'audio quando arriva la squadra. Adesso sì, stanno entrando davvero, Sì, adesso sì. Adesso stanno entrando davvero. Stanno entrando dalla Porta Carrari, eccola qua. Dateci l'audio adesso.
Raga, tutti pronti? Oh, ci siamo! Siamo al prossimo! Usate questi telefoni, oh! Godiamoci il momento. Godiamoci il Voglio vedere, Nemmeno dopo non viene più.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.